Presidente, quest'oggi 129esimo club Frecce Tricolori, inaugurato in questa bellissima location a Cividale del Friuli. Sì, siamo orgogliosi di aver avuto questa possibilità attraverso il sindaco signor Stefano Balloch, per cui ci fa onore e prestigio rappresentare le Frecce in questa bella città di Cividale del Friuli. L'ulteriore tassello per ricordare che le Frecce Tricolori sono un'anima importante del Friuli. Le Frecce Tricolori praticamente nascono nel 1960 e hanno sempre rappresentato nel cuore dei friulani una grande passione, una grande forza del team acrobatico, e tutte le persone della nostra terra amano le Frecce Tricolori. Comandante, buongiorno. Allora, è sempre un tour de force, su tutto il Friuli. Su tutto il Friuli e non solo in Friuli. Ovviamente per noi è un piacere, il nostro compito è quello di rappresentare la professionalità di un'intera forza armata, e non lo facciamo soltanto attraverso il volo acrobatico, ma anche attraverso occasioni come quella odierna. Un altro tassello per ricordare che le Frecce Tricolori sono una parte di questo puzzle chiamato Friuli. Le Frecce Tricolori sono un tassello di questo puzzle che non include soltanto il Friuli ma tutta l'Italia. Quindi sì, è un piacere per noi muoverci, e quando andiamo anche al di fuori dell'Italia rappresentiamo un sistema più ampio di tutte le forze armate, un sistema tutto italiano che funziona. Buon lavoro ancora. Grazie mille.